Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola da ancora se a parola saetti, magari qualche giorno di altri li casa magnai. Sasei, i biscotti, perché si chiama saetti? Perché sei fatti con la farina saia. Bon, allora, stasera farina saia, beh insomma, sai cosa è la farina saia, ma quello che mi interessava a me farvi vedere le cose che serve sta forca qua. Intanto et è il diminutivo tipico veneto, no? Non so, baia, baetta, per esempio. Saio, saetti. Perché si chiama saetti? Perché se sai. Bon, e ora sai, che sei il plurale di saio, saio, sai, saia, sai. Ecco qua, cosa che serve ora sta benedetta L tagliata, sta forca? Serve per tenere anche insieme quella che è il fenomeno fonologico della vocalizzazione e conseguente eventuale sincope della L intervocaica. Bon, cosa vuol dire? Si va a fare la pronuncia che è qua e la scrittura appunto rende sta compagna dalla presenza di questa L tagliata. Varia solo il finale mascolino singolare, saio, sai, saia, sae, femminile singolare, plurale, perfetto. Ma questa è la pronuncia. Qua saio, qua si pronuncia come che fosse una E piccenina. Saio, sai, qua si pronuncia come che non che fosse niente, come che fosse completamente svania la pronuncia. Si dice ise, sai. Bon, però haga da scriversi stesso sta roba qua. Saia, ecco qua, quindi qua si legge una e se sai. Perfetto. Se ho legato sto fatto dell'essere una volta e una volta niente al singolare, plurale, come che potrebbe apparire da qua? No. Di fatto lo vedi qua sotto, quello che comanda è che vocale che sia prima o dopo. Se dopo o prima che sia solo vocale A, O, U, allora sta roba la se le sarà E. Se invece di sing è un'altra E, o se no una I, ecco, appena attaccare o prima o dopo, allora sta roba qua praticamente la viene magnata, la pronuncia di questa roba qua la viene magnata. Se si eviterà scrivere qua è tagliata, ma la pronuncia venirà magnata e qua se ne sarà come che non vi fosse niente. Difatti tante aziende che chiamano, anche su certi bar qui li vende, che chiama i saetti e scrive saetti senza niente, no? Scrivendo solo saetti. Ecco, non funziona mia perché, vedi, segnati qua scrivessimo, ecco, sa qua è saeo, sae, se scommessi andare in confusione perché non si capisce qua è do che la vocale che fa funzione di approssimante, no? E qua invece che sia una vocale piena, dunque qua che sia il posto della dettagliata, qua invece che sia una vera E, va bene? A tutto si può da arrivare, però vedi che sta L tagliata qua, sta forquetta, serve per tenere insieme il sistema. Una roba importante che sui corsi doparemo sta parola qua per fare questo esempio, che come se si pronuncia le parole foreste in veneto, come se che si fa, se tieni, se traduce assieme computer o voltemo in computador o qualcosa del genere, ordenador, come che fa altre lingue. E il suggerimento è quello di mantenere la lingua, mantenere la parola che dà la lingua dove che si origina il concetto o la parola. Bon, anche perché se neanche sappiamo certe parole le voltemo in veneto, specialmente nell'ambito diciamo, del mangiare, ma non solo, anche parole di invenzione, della scienza, concetti che non c'era prima, non so, per esempio smartphone, no. Capisco che possiamo fare come i francesi che si inventiamo, anzi l'Académie française che si era inventata il téléphone intelligent. Però diciamo che la è una corsa sfiancante perché in quel tempo che sti guai senti inventarsi prodotti nuovi, nomi nuovi, ti tocca stare drio e praticamente insegnare una seconda parola locale per dire che roba è che è una roba a fine internazionale. E se che pensi bene, la contropartita la sarebbe che i Saetti a un certo punto i meregani taccano marca Yellowis e capì che insomma o Jeanette in francese e magari andiamo a finire che vi è snaturata quello che abbiamo fatto perché è una roba nostra sta qua, va bene? Bon,
È importante capire questo passaggio qua. Cosa vuol dire? Che se noi vogliamo che parole venete si diffonde, non vogliamo da ciappare parole che si hanno inventati gli altri in la sua lingua e voltarle nel nostro sistema, perché così abbiamo idea che in realtà anche gli altri, cioè che è una parola nostra, no? È una parola che si è inventata altri e altro che il nome ha, beh no. Niente che dobbiamo fare che le nostre aziende che fa prodotti nostri che dai un nome veneto. Quello che abbiamo da fare. De modo che se va avanti, che all'estero cosa si esporta, che roba ha col nome nostro, che sia un'idea nuova, che sia un prodotto nuovo, quello che sia, da esportarsi così. Non stiamo a lamentarsi del miso contrario, quando che si dice l'imperialismo della lingua inglese, sì, va bene, però in realtà se pensiamo bene, l'inglese è una delle lingue che a suo tempo quando che era la Repubblica Veneta, la assorbì una montagna di parole venete come che le catava scritte in dei testi veneti, va bene? De conseguenza non vedo quello che sia, ad esempio, non che sia stata da parte di quel tipo di cultura là, un'aggressività nei confronti della nostra, delle parole venete, che semplicemente già poi come gli catava e le assorbì in inglese, pensai, non so, a parole a quarantena, quarantine, no? Perfetto, che lui ritrova anche in inglese, ma tante altre. Di conseguenza, cosa che abbiamo da fare? Niente, che abbiamo da continuare ad operare le nostre parole e invito i nostri imprenditori a scrivere il veneto, operare le parole venete per fare i prodotti, specialmente dell'agroturistico, cos'è fondamentale, perché i turisti e anche gli altri, vogliamo che i prodotti nostri si chiamino con i nostri nomi, e provai a pensare a chiamare spezzatino del muso, non so, a chiamare spezzatino di somaro o di asino. Non neanche la stessa roba per una bestia differente. Stessa roba qua, se che chiamassimo i Gellini fa anche insomma una malattia stasera, no? Ecco, invece Zaetti sapevamo che è il bel biscotto e che lei è capon. E ora avanti con le parole nostre, cari imprenditori veneti, con scrivi i nomi veneti, domandare che ne sa, che ne ho viste di tutti i colori, con scritte improbabili, accenti sbagliati sui posti sbagliati, addirittura da cambiare la parola e delle volte a fare addirittura da ridere. E l'inglese è una roba seria, anche se si può adoperarla, anche per far ridere, però solo quando che ti sei convinto che ti sei rio farlo e non diciamo per sbaglio, perché se fai ridere per sbaglio, a te fai ridere drio, e vedi che la differenza veneta tra ridere e ridere drio, la se bea forte, va bene? Buon, se vediamo domani con la nostra maratona veneta, che la avanti spromba tuo, che abbiamo fatto un il 57, se vediamo domani, che lei venere domani, sì, madonna, domani una parola qua via ora. Ciao ciao ciao!